Aquila Trentolona Lases, uno dei match più spettacolari. I locali passano al terzo con Bazzanella che sfrutta una respinta e la infila nell'angolo basso. Poco dopo Franzoi viene steso in aria dal dischetto Bazzanella non sbaglia. Il Lona tira fuori il carattere con Surletti per 2 volte del bianco che impegnano molto Pelz. Nella ripresa gli ospiti attaccano sempre a testa bassa e accorsano con Ivan Casagranda su assist di Surletti. Diop segna di testa al 70esimo e sembra spegnere le velleità di rimonta. Anche se il Lona trova un gol inutile nel recupero con Daniel Ravanelli. Finisce con l'amaro in bocca per il Lona, finisce 3-2. Calzeranica alla Rovere, pareggiano i gialloverde quando andate in vette, ci pensa alla Rovere a compiere l'impresa. I locali aprono il gioco al 27esimo con Anderle che conquista e realizza un calcio di rigore, ma al 38esimo Tait pareggia su Tapin. Nella ripresa gli ospiti trovano il clamoroso vantaggio con Rampazzo in contropiede al 55esimo. Il Calzeranica ha una reazione d'orgoglio, prima pareggia al 65esimo con Kammerstetter di testa, poi ancora di testa Simone Passamani firma il vantaggio 9 minuti dopo. All'81esimo Veger su punizione, Gela ai padroni di casa regala un pareggio preziosissimo. I gialloverdi vengono così bloccati, finisce 3-3. Calisio Mattarello, bella e importante vittoria per il Calisio. I rossoneri però partono meglio al 13esimo Luca Pedrotti assiste il fratello Francesco per il vantaggio di testa. Con il tempo cresce il Calisio, al 41esimo Pignatelli rimette la situazione in parità. Nella ripresa arriva il gol lampo di Mazza che su palla filtrante riceve in sacca. Il Mattarello ci riprova con Francesco Pedrotti ma la sua sprovvisata viene fermata solo dalla traversa. Il Calisio gestisce e mantiene il possesso nonostante qualche sofferenza. E all'83esimo Ceccato chiude le danze infilando sul secondo palo un rasoterra preciso. Vittoria preziosa per 3-1 per il Calisio. Civezzano Vattaro, un pareggio che lascia scontente un po' entrambe le compagini. Il primo tempo è combattuto con i locali che provano a giocare palla a terra, ma è di Oslo il primo acuto della partita, ben parato dal portiere. Succede tutto in pochi minuti. Al 35esimo Sassudelli trova un Eurogol in mezza rovesciata dal limite dell'area. Passano 6 minuti e Morro infila dal limite un missile al termine di una bella azione corale. Nella ripresa il gioco peggiore, si iniziano a giocare solo palloni lunghi, con pochi sussulti degni di nota. Nel finale Nonai salva la porta ospite sul tiro di Sciaba. Termina il pareggio per 1-1, una partita non esaltante. Dolomitica Fassa, partita non bellissima ma conclusa con un pari. Il match è molto teso con il Fassa che parte meglio a una bella occasione prima del vantaggio al 20esimo. Porcu gira di testa su calcio di punizione, Dell'Antonio sbaglia l'intervento e regala il vantaggio ospite. I locali reagiscono e creano pericolo. Al 40esimo Lucieri prova di testa su cross di De Mozzi, mentre al 46esimo Lucieri non sbaglia la seconda chance, anticipa Bolzani in sacca. Nella ripresa meglio i locali ma il Fassa esce sulla lunga distanza. E al 75esimo Bolzani sfortunato a trovare il palo. Nel finale un rigore netto viene negato agli ospiti ma termina 1-1. Telve Fiemme. Tripudio gialloverde al termine di una partita dominata dai locali. Nonostante la classifica il match è totalmente a favore del Telve. Al 25esimo Francesco Micheletti sfrutta l'assist di nervo e batte dell'addio. Poco dopo l'arbitro non concede il primo rigore netto ma lo concede in un secondo momento, con Lorenzo Micheletti freddo a trasformare. Nella ripresa il Fiemme non si scuote, al 56esimo Francesco Micheletti entra in area dalla sinistra e trafigge dell'addio. Al 58esimo arriva il primo acuto Fiemme, ma il Telve in giornata, e al 68esimo Divina riceve in area e batte dell'addio da 2 passi. Finisce 4-0, un match a senso unico. Verla Gardolo, sale in vita la banda giallo-blu, nonostante il risultato i rossoverdi vendono cara la pelle, la mettono sul piano fisico e trovano anche il vantaggio al 10° con Zanotelli. Passano pochi minuti che Tierno viene steso in area e Marin trasforma a rigore per gli ospiti. L'arbitro rallenta molto i ritmi del match con il risultato di un match molto noioso. Nella ripresa persiste l'equilibrio e Tierno si prova a Masciù con una clamorosa occasione. Il portiere del Verla è bravo a tenere vivi i suoi, salvando anche una punizione diretta nel 7. A 5 dalla fine Marin trova la doppietta e ferma il gol del vantaggio, termina 1-2.